questo problema si deve domandare: ma se questo è una cosa importante, se questa cosa si può trasformare in un accrescimento del se stesso, come è questo quadro? E quando si può entrare a lavorare, ma su quindi quella è una cosa importante. Allora, in questa idea ha mozzagliato tre scusi dell'invasione per essere costruito sulle pattole. Dunque, noi siamo in una situazione che permette di non essere meda su zero, però siamo in una situazione che permette qualcosa, che ha la possibilità da fare. Non si può dimandare appunto quel teste che a fare la lingua santa, a fare la lingua italiana, di ad essere una cosa precisa, reale e importante, questa formazione che sostiene. Ma si pensiamo, io credo che vedere oggi a essere bilingui perfetti, spesso che hanno imparato un salto in domo e poi si italiano hanno imparato di scuola, se noi pensiamo, ogni volta che abbiamo una cosa stato, se non fermiamo a pensare, facciamo un'operazione mentale che crea le sinapsi in contatto, e quindi crea in produzione intelligente, e sa lingua nostra la nostra lingua italiana. Posso contrario, ma che cosa si pensa della lingua italiana e la nostra lingua nostra, e della lingua italiana, la nostra può andare a questa francese, o si inglese se non si parla russa, o un'altra lingua che non si parla. Dunque, i temi anche, i temi specifici che hanno girato questo, noi ci siamo più concentrati, più attenti, sono studiosi, fatti sui bilingui perfetti, hanno dimostrato che i bilingui sono più attenti e particolari, sono più attenti nelle osservazioni grammaticali, sono capaci di fare osservazioni appunto più analitiche, più dettagliate di quanto non facciano i monolingui. Tanto insomma, si danno stati spiare questa cosa che tante si saltano a fare. In vez del veduto salvezzeria che abbiamo fatto in questo mezzo secolo, forse sì, quindi sta un mezzo, si salvava, si chiamava, si hanno imparato meta italiano, non era caricuno italiano porcellino, e adesso facciamo il salto porcellino però. Forse si poteva essere diverso, però su conto e corsi, noi su conto lo siamo provati a incominciare in questo anno per andare che questa gente ha cambiato l'idea in giro, e quindi intanto questa rilevazione che ha fatto questo assessorato tra cui il presidente Renato Solo ha dimostrato che sono stati tutti veramente che si impara nelle scuole. Sono d'accordo per imparare una lingua santa in scuola, non solo, anche pezzi su due, se no, per pochino, adesso salve, intervistato, hanno dichiarato che non rischi non comprendere nemmeno una lingua, su indico che pochino, narrava a pezzi di competenza passiva, non si comprende nemmeno all'età, ma su 60 pochino che passa, ha narrato che si da legare che comprende la lingua santa. Dunque, se noi avremmo fatto questa dimanda che abbiamo fatto, poi cosa, la gente non sarebbe risposto, non la legassa. Caso, è una cosa da intendere a innetta, insomma, mezzo italiano e soprattutto inglese, oggi si direbbe, no? Dunque, però, a legare santo, creare, a eliminare questa lingua dei corali che sono in inglese, giusta, in scuola comunque si anche, perché se non sanno, forse non so chi imparava, non è da su chi più particolare sarebbe spagnola. Sì, ragioneremo su, sì, arriveremo appunto una considerazione basica che cos'è facile che i bambini imparino, non proprio la struttura, insomma, linguistica, i nostri bambini avrebbero appreso con più semplicità la lingua spagnola, ma tant'è che qua le indicazioni nazionali ci danno l'inglese, questo dobbiamo fare, e però le cose non si escludono. Ecco, la maggioranza degli intervistati si è dichiarata a favore di un apprendimento di italiano, di una lingua straniera che è l'inglese normalmente, e della lingua materna. Comunque, il gusto di apprendere tutto sono così si chiamava pizzinos, con quale riproduzzendo questo progetto a 20 anni, a 10 anni, in modo che è importante che si trova da legare il gioco. Poi vedete che non si scuola non basta, però si scuola
scuola è una cosa importante, si scuola dà valore alla vita, dà prestigio, oppure toglie il prestigio, come chi ha fatto che non avete svegliato noi si scuola. Chi non sa discorazzato, non sa minerale, quindi si cercano, vediamo su alle grandi di scuola. Dunque, se si scopre è capace di dare prestigio alla lingua, noi possiamo combinare le azioni. Le famiglie sono incoraggiate dalla scuola che valorizza la lingua. L'amministrazione comunale è convinta del valore che l'apprendimento della lingua può avere complessivamente. Abbiamo un contesto nazionale che anche con pochi soldi comunque normativamente è intervenuto. Abbiamo la scuola, che qua vedrà la parola di Piero Chiani, che quando io ero più giovane era un insegnante della mia scuola, stava insegnante della mia scuola, e che una collega, non parlo di 2 anni fa, di 20 ormai, circa, ha iniziato un percorso che si è tradotto poi in una predisposizione di libri, e lui oggi ce ne presenterà uno. Questo per dire che proprio io vedo un mucchio di cose che la mia collega ha davanti e che dimostrano che in tutte le scuole ci sono lavori. Questo lo troviamo un po' dappertutto, è abbastanza diffuso. Ora però bisogna vedere sulle tipologie delle cose che si fanno, e credo che il lavoro di Antio e di Liliana ci dica delle cose interessanti su come la lingua appunto può essere usata veicolarmente anche per trattare argomenti scientifici e diciamo solo dalle produzioni poetiche o dalla letteratura. Abbiamo visto per esempio l'altro giorno un lavoro in una scuola dell'Orianza una volta, una scuola di fosse di Borno e Anza, mi sembra, dove hanno usato una strategia interessante, quella della traduzione. Loro hanno tradotto da autori mondiali proprio in sardo dei brani, e loro insegnamento apprendimento della lingua l'hanno fatto sistematicamente così, con la traduzione. E questo lo sappiamo, che ho studiato latino sa quanto valga, e quanto valga appunto la traduzione per l'apprendimento delle lingue moderne. Funziona, perché il sardo è una lingua, funziona. Quindi la parola d'Antioco e grazie della vostra attenzione. Noi, più piani, lezioni, 3 anni, però un modo sul lato, un modo sul lato, c'è ancora in mezzo alle maestre delle prese. Questo periodo non ci ho riuscito a fare funzionare questa cosa moderna, non in mezzo dei computer. Quindi non riuscivo facilmente di presentare questo libro appunto esposto stato Cannini, quindi io più fare per non avere uno scampolaggio, non so come strutturato, per cercare di fare la lingua, anziché prendersi su chi non sa come scelto a risolvere sulla verità. Tutto subiantavo state lì, c'è la dottoressa Marta, il Paolo, sullo sindaco, è giusto, andava però non devo essere questa storia, non c'è stati avanti dei piccoli giochetti, debiti, o se si vuole fare imparare a usare, dove magari lo comprendi, però la tua questione,